Studiare artigianato all'università. È tra gli obiettivi prossimi di EBAV, l'ente bilaterale per artigianato veneto. Questo grazie ad una convenzione con il Dipartimento Management dell'Università Ca' Foscari di Venezia per l'inserimento nel programma di studio di alcune lezioni dedicate proprio alla disciplina del fare. Saranno istituite anche borse di studio per valorizzare il comparto produttivo dell'artigianato veneto. La cosa che dobbiamo fare nei prossimi 3 anni è allargare la platea dei lavoratori e delle imprese che si rivolgono ad EBAV e soprattutto essere pronti a quell'innovazione che EBAV ha saputo mettere in campo in questi anni passati, perché abbiamo la necessità di dare risposte in tempi più rapidi, con una pervasività che sia in grado di toccare tutti i temi che oggi ci pongono i nostri associati e le nostre associate e quindi essere attuali ancora dopo 30 anni. Soddisfazione per il rinnovo di questa carica che credo sia molto importante per il nostro tessuto artigianale veneto, ma credo che dovremmo essere più incisivi, poter dare la possibilità ai nostri dipendenti, alle nostre imprese, sempre quell'aspetto, diciamo, di presenza su quelle che sono le nuove tematiche e soprattutto per poter essere vicini quando ci sono le difficoltà. A dirigere l'ente, a cui aderiscono 160.000 lavoratori e 34.000 aziende, Oscar Rigoni, nuova veste di vicepresidente invece per Riccardo Camporese. Nel corso del mandato, che si è appena concluso, sono stati erogati complessivamente 60 milioni di euro a favore delle imprese.